Ciao a tutti amici di mattoscacco.com, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi vediamo come il più forte giocatore a scacchi del mondo per quanto riguarda le partite Blitz ha perso in apertura contro un altro grande maestro, col bianco Becerra Riviero, spero di averlo pronunciato bene, e col nero il grande Hikaru Nakamura. Allora andiamo E4, E5 difesa siciliana, cavallo F3 e adesso non le solite cavallo C6, D6 e 6, ma cavallo F6. Cavallo F6 chiaramente va a fare subito pressione su questo pedone E4 che invita a nozze il bianco a spingere in E5 ed è quello che farà. Adesso il cavallo può ritirarsi in diverse posizioni, può ritirarsi qui, in D5 che è la migliore casa considerata, può andare in G8 ma può andare anche in G4. Nakamura sceglie di D5. A questo punto cavallo C3 e ora si può decidere sia per la variante di cambio o si può decidere di giocare 6. E 6 invita però il cambio al bianco, che è quello che succede, e ci ritroviamo proprio con questa struttura pedonale. L'ideale ora per il nero sarebbe quello di avanzare ancora prendendo più spazio con D4, in futuro si potrà spingere questo pedone in D6 o addirittura anche in D5 e comunque togliersi così l'impedonatura una volta per tutte. Una volta che questo pedone sarà spinto in D4 sarà anche più complicato per il bianco riuscire a proteggerlo. Motivo per cui adesso è il bianco che deve giocare D4, altrimenti si rischia di avere un pedone troppo avanzato, difficile da difendere. A questo punto Nakamura gioca a cavallo C6, mi sembra una mossa assolutamente logica. E ora la variante principale prevede proprio il cambio su C5. L'alternativa quale poteva essere? Poteva essere giocare C3 e in caso di cambio chiaramente si andava o di pedone, ottenendo questo, o anche si poteva andare di cavallo. E in caso di questa mossa non è un problema, poiché è vero che il bianco ha ceduto un proprio pedone, ma questo pedone qui del nero è spacciato e il bianco riuscirà a prenderlo tranquillamente e anche con una buona posizione. Donna B3, eccetera, eccetera, sviluppo e così via. Quindi dicevamo che la variante principale era proprio invece la variante di cambio, quindi D per C5, alfiere per C5, tutto fila liscio. E adesso donna per D5. Guarda bene questa situazione. Ora c'è la donna bianca che è davvero aggressiva, è direi assolutamente al centro, minaccia tra l'altro anche l'alfiere in C6 e ci sono varie possibilità. C'è la possibilità di giocare D6 come quello che poi avviene in partita, oppure c'era una variante un pochettino più tagliente che avrebbe dato sicuramente un po' più di problemi al bianco, che era donna B6. Donna B6 ha soprattutto questa funzione, cioè quella di andare a puntare su F2. E ora da bianco come ti difenderesti da F2? O con un contrattacco tipo alfiere C4, oppure se provi a fare cose di questo tipo, un alfiere 3, ti ritrovi poi con questa situazione qui. Non so poi quanto sia bella da giocare col bianco, nonostante il computer dice che c'è un leggero vantaggio del bianco, però onestamente non so quanto sarebbe bella da giocare questa situazione. Quindi donna B6 avrebbe dato un pochettino più da pensare al bianco, invece D6 è comunque buona. Adesso il bianco gioca alfiere C4 con l'idea di prima. Alfiere C4 non è la mossa migliore, non è la mossa migliore, era più buona cavallo G5, sempre con la stessa idea. Riesci a capire perché alfiere C4 non è buona? Vediamo se riesci a trovare la mossa che permette al nero non solo di salvarsi, ma anche di ribaltare la situazione. E la mossa che avrebbe permesso al bianco di salvarsi semplicemente era alfiere 6. La donna si spostava, si cambiavano gli alfieri e l'attacco era bello che finito. Ma Nakamura non so se non la vede o anzi sicuramente l'avrà vista, ma avrà valutato male, gioca donna E7.
Donna E7 però cosa permette? Permette alfiere G5 e ancora una volta questa donna deve togliersi da qui. E dove si può mettere la donna? O la mettiamo in E6, però ci conviene metterla in E6? Non lo so, a Rocco Lungo abbiamo questa situazione. E se la donna proviamo a metterla in modo tale che tenga F7, la mettiamo qui per esempio, abbiamo sempre questa situazione. E se la donna la mettiamo per esempio in C7, sempre per stare qui a difendere, è semplicemente qui. C'è questa e un'altra volta questa. Quindi è una posizione un po' scomoda. Infatti Nakamura decide di giocare F6 cercando di tenere la situazione. Ora, guarda l'indebolimento di queste case bianche e di come il bianco riuscirà a sfruttarlo in modo assolutamente perfetto. Tra l'altro adesso c'è un alfiere bianco sotto impresa, c'è anche questo pedone in presa, chiaramente si può catturare con il pedone D e non col pedone F, poiché il pedone F è inchiodato dall'alfiere. Mossa geniale del bianco a Rocco Lungo. Bellissima batteria di torre donna. E ora se tu fossi il nero che cosa giocheresti? Tenendo conto che questo pedone non lo puoi muovere perché è inchiodato, tenendo conto che non puoi arroccare poiché c'è la donna che va su questa diagonale, tenendo conto che puoi fare poche cose, se metti l'alfiere in E6 può essere catturato, puoi mettere l'alfiere in G4 sicuramente, ma qui probabilmente ci vuole qualcosa di, di difensivo. Nakamura gioca tranquillamente D per E5, sembra una mossa solida, mantieni la struttura pedonale, è vero che c'è la colonna D aperta ma non si vedono entrate pericolose di donna, però il bianco fa questa, torre H va in E1 e su questa mossa Nakamura abbandonò la partita. In effetti ora qualsiasi mossa del nero non gli permette di migliorare la situazione. Per esempio, si cattura l'alfiere? Benissimo, ci sono tante altre possibilità per il bianco. Catturare con il cavallo su E5, andare con alfiere B5 e comunque ci sarà il re al centro che ancora una volta non può arroccare. C'è questa torre che fa pressione sulla donna e sul re e i pezzi del bianco sono nettamente più attivi. Qui prima o poi o il nero darà la donna per cercare di contenere la situazione o la partita finirà molto in fretta. Vediamo in che modo mi consiglia di continuare il computer in questa situazione. Mi dice alfiere in E6, alfiere C6 scacco, non mi dice di catturare ma di spostarsi in F7. Su F7 c'è cavallo in E5 scacco, insomma penso che non sia una bella situazione. D'altronde se veramente vediamo questa situazione e proviamo anche a girare la scacchiera, ti renderai veramente conto da nero che questa situazione non è bella da giocare. Veramente sono tutte queste case deboli, colonne centrali occupate dal bianco, alfiere attivissimo, il cavallo che può fare sacrifici, insomma devo dire che Nakamura ha fatto bene ad abbandonare in questa posizione. Bene, spero che il video ti sia piaciuto, se sì lascia un like, lascia un commento e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!